Fondazione Radio Magica Onlus presenta Pordenone, città delle rondini. Illustra Violetta Lopiz. Lungo il corso Vittorio Emanuele, quest'anno sono nati 260 piccoli e sono stati censiti 44 nidi. 2 covate di media a stagione e da 3 a 4 uova in ogni nido. Esse non sono come gli umani, che fanno nascere al giorno d'oggi sempre meno figli. Così scrivono i giornalisti nel 2017 sui giornali locali. Di chi stiamo parlando? Ma delle rondini! Quelle belle, con il corpo nero e bianco e la testolina sottile ed elegante. Quelle che migrano e volano da gran parte del mondo per arrivare a Pordenone, nidificare e poi andarsene. Che bella sensazione sentir dire agli abitanti: «Eccola, è tornata! Noi la proteggiamo! Ecco i piccoli, come li chiamiamo?» E poi aspettare che le rondini spicchino il volo, che cantino festose alla primavera, che corrano giovani e speranzose lungo il corso principale della città, che è Corso Vittorio Emanuele. Ci vorrebbe qualche poeta a parlarne. Ci vorrebbe un musicista a comporre qualche melodia. Magari un arpista. Tra queste specie c'è la rondine comune, che nidifica in tutto il centro storico, come un'antica nobildonna, coscienziosa e abituata al lusso e al privilegio del palazzo affrescato e dipinto. Forse non è un caso che abbia scelto di nidificare proprio lì, nei sottotetti dei palazzi affrescati del corso, un tempo chiamati Domus Pictae. Ci sono anche delle rondini più riservate e dal carattere burbero, quelle cioè montane, che è specie più rara. E poi c'è il balestruccio, che sembra un maggiordomo vestito da pinguino. Anche lui vola qua e là e lo noti dalle parti del Teatro Verdi, perché è uno di quelli che vorrebbero frequentare la cultura e i teatri. Lui, il balestruccio, dal carattere un po' frivolo. Le rondini funzionano come indicatore biologico della qualità dell'ambiente. Scrivono i giornali. Sono le persone che abitano la città ad essere i primi amici delle rondini. Che buona sensazione di comunità. Qui, a Pordenone, le rondini si sentono a casa. Fondazione Radio Magica Onlus ha presentato Pordenone, città delle rondini, Corso Vittorio Emanuele. Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su www.radiomagica.org.